omaggio a Pascoli, quindi nulla su Pascoli e nulla sull'Eneide, ma una stanza di una poesia lunga che si intitola La Repubblica, sabato 9 ottobre 2004, pagina 1. In effetti sono delle poesie scritte sulle fotografie che stanno su questa ultima pagina di Repubblica. Questa poesia che vi vado a leggere è intitolata 4 in alto, perché la fotografia sta in alto sulla pagina di Repubblica. Ed è la fotografia di un albergo egiziano scoppiato, fatto scoppiare dal terrorismo islamico. È una poesia ovviamente contro la violenza, che descrive la violenza. L'ennesimo rudere e i 100 chili di tritolo, un fantasma di morbida plastica, un ammù che s'attacca dolce alle gengive, si incolla in mezzo ai denti e si consuma succhiata lentamente. È il terrore e l'orrore di chi muore e chi vede. Sono massi di solida pietra, di solido silenzio, perché i crolli sono di silenzio, perché dopo gli scoppi e gli urli ed i lamenti ancora sottostanti c'è sempre un altro nuovo silenzio, solido e muto come l'altro di prima. E non c'è dato dimenticare il ricordo, perché l'orrore è assai poco diverso dall'orrore ed i gulag assai poco diversi dai forni crematori, muti dentro i ruderi del tempo, quando il destino è un apparente caso che inverte il caos per dare origine ed ordine al male, per strutturare il nero come le tende indiane d'America, gli Incas in Ruanda, i Boshinami, Srebrenica i Balcani come Sabra e Shatila, i Curdi, la Cambogia e il Darfur, gli Armeni, Nagasaki e Hiroshima e prima ancora Cartago, delenda est, nella storia che mitizza il suo tempo. E tanto, tanto ancora, come se non bastasse il Vesuvio e Pompei, lo tsunami, il cancro, la peste, l'immunodeficienza acquisita, dove le storie minime restano addizioni di numeri, senza più nomi né sguardi. E quando anche il tempo è crollato, il suo silenzio è sempre un abbandono, un crollo abbandonato senza pausa, la pausa che è il silenzio per il canto, un canto per il terrore della pietra triste, per l'orrore solido del tempo, in attesa che qualcuno ricucia il suono alle montagne.